Al termine della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato deciso un'ulteriore intensificazione dei controlli del centro cittadino per far fronte all'emergenza sanitaria. Alle attuali pattuglie già predisposte si aggiungeranno altri servizi interforze, soprattutto nelle ore serali, notturne, tutti i giorni della settimana, per il controllo del centro di Vicenza. Intanto i carabinieri della sezione radiomobile hanno sanzionato 6 persone per non aver rispettato prescrizioni previste dall'ultimo decreto. Tutte sono state sorprese all'esterno della propria abitazione o fuori dai comuni di residenza, senza presentare idonee giustificazioni. A Camisano veniva individuato a fare la spesa un cittadino di Gazzo Padovano che asseriva di non aver trovato tutti i prodotti di cui aveva bisogno e un residente del posto che però era a passeggio col cane molto lontano dalla propria abitazione. L'uomo, che aveva cercato di dare false generalità, è stato per questo ulteriormente denunciato. A Grisignano alle 2 di notte è stato fermato un uomo alla guida di un'auto, mentre a suo dire stava prelevando materiale edile senza precisare luogo e motivazioni. A fare la spesa a Longare è stata individuata una signora di Rubano, mentre a Montegalda 2 residenti di Vo venivano sorpresi nel lavaggio della propria autovettura in un'area di servizio.